Al contrario di quanto si possa pensare, lo sport del tennis è fortemente radicato nel nostro territorio. Anche i più piccoli sono interessati a questo storico sport che raccoglie in sé tecnica, armonia e astuzia. A Porto Empedocle, nello Sporting Club Bellavista, si è svolta la quarta tappa siciliana del trofeo Kinder 2012, il progetto ideato da Ferrero per diffondere e promuovere nelle nuove generazioni la pratica sportiva come una sana abitudine quotidiana. Sì, questo è un circuito nazionale, in tutta Italia ci sono 82 prove e noi abbiamo scelto di aderire perché è un'attività, un torneo molto sentito da tanti ragazzi, tant'è vero che qui ci sono 90 iscritti. È una di 5 tappe regionali e ha visto, come dicevo, appunto la partecipazione di 90 ragazzini dai 8 anni fino ai 16 anni. Come si svolge la competizione? No, ci sono tabelloni di tennis ad eliminazione diretta per anno di nascita, quindi siamo riusciti a organizzare 12 tabelloni maschili e femminili e tra sabato e domenica ci saranno le finali. I ragazzi che hanno partecipato a questa iniziativa sono rimasti contenti, magari pensano già alla prossima edizione. Allora, diciamo che questo è un circuito, ripeto, che ha valenza nazionale e avrà anche una coda, nel senso che chi vince i vari tabelloni e chi arriva in finale ha diritto a partecipare al Master nazionale che quest'anno viene fatto in Sicilia, l'anno scorso era in Abruzzo, e quindi dico ha una coda perché ha visibilità in campo nazionale, addirittura chi riuscirà a vincere la fase finale del Master ha diritto a partecipare ad una fase mondiale che si svolge in Cina.